Cari amici, benvenuti anche questa sera alla conferenza del 13, la nostra conferenza numero 81. Questa sera abbiamo con noi Luca Chiesi. L'ho conosciuto qualche anno fa, mi ha colpito particolarmente per le sue argomentazioni, avevo letto il libro ed è stato un piacere ritrovarlo e averlo finalmente qui con noi. Questa sera ci sarà la conferenza, domani pomeriggio un breve seminario con lui sull'autocontrollo della salute, molto interessante. Saremo sempre qui nella saletta a fianco dalle 15 alle 20, 20:30 circa. Poi sarà piacevole avere con noi, come leggerete nella dispensa, verso gennaio, Luca di nuovo, perché mi ha colpito con questo suo metodo per imparare velocemente la matematica. Volevamo farlo adesso, ma avevamo poco tempo per pubblicizzare la cosa. Secondo me è una tecnica molto particolare, molto valida, ed è giusto che abbia il riscontro che spero avrà fra un paio di mesi con l'aiuto di tutti voi. Allora io vi lascio con Luca, poi ci sentiremo a metà per brevi annunci come al solito e poi ci sarà la fase delle domande. Buon ascolto. Buonasera a tutti, grazie per essere accorsi così numerosi. Capisco che Francesca è una organizzatrice micidiale. Allora, io mi presento brevemente perché dubito che qualcuno mi conosca, non ci sarebbe in realtà un grosso motivo di conoscermi, se no che ho partecipato a un convegno organizzato da Nexus alcuni tempi fa, un po' di anni fa. Ho scritto un libro su un argomento che per me è interessantissimo e credo che sia la base davvero per riuscire a scardinare anche tanti luoghi comuni, tante false credenze che riguardano un po' tutti gli ambiti della nostra vita, dalla medicina, all'alimentazione, all'agricoltura, alla produzione di energia. Tutti gli ambiti veramente vengono scossi alle fondamenta dall'argomento di cui cerchiamo di tirare insomma, i sommi capi perlomeno questa sera. Questa sarà un'introduzione, ma spero che possa darvi uno stimolo ad approfondire la questione, perché tutta la scienza che è stata scritta anche negli ultimi secoli, come vedrete è valida o non valida, va bene quello che è stato scritto. Il fatto è che c'è una parte molto grossa, una parte, come dire, parallela, che in realtà è stata scritta da poche persone, pochi personaggi che hanno pubblicato, fatto centinaia di pubblicazioni, ma un po' più dietro le quinte, per vari motivi. E questa scienza di cui parleremo questa sera non va in competizione con tutto quello che già si sa, tutto quello che è l'assodato, ma semplicemente lo integra, diventa una specie di aggiunta. E infatti quello che vorrei che passasse questa sera come concetto generale è proprio questo: ci sono nuove possibilità, c'è la possibilità di vedere una cosa in un vecchio modo, in 1000 vecchi modi, ma c'è anche la possibilità di vederla in alcuni modi nuovi. E inizio con una citazione scomoda, di un personaggio scomodo, ovvero: poca osservazione e molto ragionamento conducono all'errore, molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità. Questo è un personaggio molto famoso, molto discusso, è stato un premio Nobel, direi che ne ha 22 addirittura di premi Nobel per la fisiologia anche. È stato un francese che ha scritto anche un libro che forse conoscete, senz'altro molti di voi l'hanno letto, si chiamava L'uomo questo sconosciuto. Era un saggio uscito negli anni 60 che era molto divulgativo, ma in realtà molto accurato, molto ricco di dettagli, e per la prima volta veniva un po' visto l'uomo da tutti i punti di vista, dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista spirituale. E questo personaggio, Alexis Carrel, come tanti altri che stasera citerò, fa parte di un gruppo di scienziati che sono stati un po' messi da parte dalla scienza ufficiale, nonostante una quantità di lavoro e di produzione veramente micidiale. Partirei da una domanda di fondo che sarà il tema, il filo conduttore, ovvero: esiste una chiave di lettura per capire esattamente come funziona
il mondo, come funzionano le cose che accadono, quello che accade soprattutto anche dentro di noi. Domani, se parteciperete, si parlerà di salute, si parlerà di alimentazione. In generale la chiave di lettura, però, quella che cercavo io prima di partire tanti anni fa, era una chiave di lettura che fosse universale, che permettesse di capire, senza bisogno di passare gli anni a studiare sui libri, magari chiusi nelle biblioteche polverose, ma tramite la riflessione, tramite il pensiero. E tutto era partito quando io avevo circa 20 anni, 18 anni fa più o meno, da tutta una serie di guarigioni inspiegabili che vedevo in persone che avevano cambiato il loro stile di vita, la loro alimentazione. Vedevo, per esempio, mi ricordo, c'erano delle persone che le vedevo entrare in casa il lunedì malati di diabete e la domenica sera uscivano senza diabete. Oppure mi ricordo che mia mamma, per dire, era sempre stata per 20 anni, 25 anni con dei valori bassissimi di ferro nel sangue, non si riusciva a tirarli su, cambiando alcune cose nella dieta, nel giro di un mese le ha riportate ai livelli che lei si sognava proprio, fin da quando era giovane. E quindi erano, diciamo, alcune cose inspiegabili tramite la scienza e la medicina ufficiale, diciamo così, e quindi ho cercato di scegliere un argomento interessante per fare una tesi di laurea. Io mi sono laureato in ingegneria gestionale, quindi tutt'altra ingegneria, però sono riuscito a trovare un relatore che mi ha fatto fare una tesi su questo argomento, cioè le basi scientifiche su cui era basata questa medicina che aveva portato a queste guarigioni inspiegabili nel mio piccolo gruppo di amici. E questo argomento sono le reazioni nucleari a debole energia. Tutti voi conoscete senz'altro le reazioni nucleari, sono reazioni che possono avvenire, si dice, a milioni di gradi nei reattori oppure nelle stelle, eccetera. Quelle a debole energia sono una parte di reazioni nucleari che avvengono in tutt'altre condizioni. Io quando avevo studiato fisica e chimica ricordavo di un principio molto famoso, il principio di Lavoisier, che diceva: all'interno di un sistema chiuso, in una reazione chimica, la massa dei reagenti è esattamente uguale alla massa dei prodotti, anche se appare in forme diverse. E questo è un principio proprio di base per qualunque chimico, qualunque fisico. Il fatto è che, andando a fare la ricerca, si scopre che ci sono più di 2 secoli di pubblicazioni scientifiche e di evidenze sperimentali che mettono in discussione questo principio. Cioè, nelle condizioni in cui questo principio era stato verificato rimane sempre valido, ma ci sono anche delle condizioni un po' particolari in cui questo principio sembra non valere più. 2 secoli sono tanti, ci sono delle pubblicazioni fatte dai padri della fisica e padri della chimica moderne, fino ad arrivare proprio ai nostri giorni. Si parte dal fine 1700 e poi tutto il resto è cronaca proprio. Ci sono le conferenze internazionali su questi argomenti proprio tutti gli anni, ne hanno fatto una l'anno scorso anche qui in Italia con una quantità di relatori sterminata. E quando ho fatto poi questo lavoro di ricerca avevo trovato che questo tipo di reazioni così strane, così particolari, si possono classificare in 5 grandi gruppi. Il primo era quelle a temperatura e pressione ambiente, cioè reazioni nucleari, per esempio sodio che diventa potassio, oppure silicio che diventa magnesio, o carbonio che diventa ferro, che avvengono a temperatura ambiente e a pressione ambiente, per esempio negli esseri viventi, all'interno delle cellule, dopo vedremo. Oppure per via elettrochimica, cioè attraverso dei processi tipo la elettrolisi, cioè far passare nell'acqua una corrente elettrica, con acqua con un po' di sale, si fa alle medie questo tipo di processi, però facendoli in certe condizioni particolari, dopo vi faccio vedere volentieri un video, avvengono delle reazioni nucleari, dell'energia. Un terzo tipo era per via enzimatica, cioè in tutti quei contesti in cui ci sono degli esseri viventi all'opera, quindi delle cellule, anche degli organismi unicellulari, delle muffe, dei batteri, dei lieviti, addirittura il lievito di birra. È sufficiente il lievito di birra per far avvenire queste reazioni nucleari. Oppure ad alta pressione, per esempio all'interno dei pianeti oppure nelle presse industriali, e a bassa temperatura, cioè bassa intendo 270 gradi sotto zero, non intendo 5 gradi sotto zero, 270, quindi siamo vicino allo zero assoluto. La conclusione di questo lavoro di tesi, che è stata una tesi bibliografica naturalmente, è stato che le reazioni nucleari a debole energia esistono e avvengono praticamente in ogni contesto, quindi dalle stelle ai pianeti, agli esseri viventi, agli animali, ai vegetali, alle rocce, eccetera.
Per darvi un'idea, nel libro ce ne sono a centinaia, però ho fatto una specie di, come dire, ho cercato alcuni esempi particolari. Per esempio, si parlava di lievito di birra, ci sono degli scienziati russi che hanno dimostrato già dal 2004 che mettendo nel lievito di birra con dell'acqua e dei sali di tungsteno e berillio, fanno produrre del platino a partire da questi sali di tungsteno. Il platino sapete che cos'è? È un metallo particolarmente nobile, particolarmente di valore. Oppure sempre questi muffe e questi batteri, questi lieviti, hanno permesso di osservare il decadimento accelerato di sostanze radioattive. Che vuol dire? Se l'uranio o il torio radioattivo o il plutonio ci impiegano normalmente alcuni milioni di anni per dimezzarsi e diventare sempre meno, invece di farli in alcuni milioni di anni, ci si riesce a farli diventare elementi stabili in 6 giorni. Quindi tutto quello che è legato al decadimento radioattivo, quindi anche la datazione per esempio dei reperti storici basati sui radiocarboni tipo il carbonio 14 oppure il potassio 40, direi, ci sono vari isotopi che vengono utilizzati per studiare anche quanto tempo bisogna andare indietro per trovare come dire, la data di nascita di una pianta oppure di un reperto. Ecco, tutte queste ricerche in realtà vengono un po' messe in subbuglio da questo fatto, cioè il tempo di decadimento che viene ritenuto una costante, di fatto non è una costante, perché si riesce a passare da milioni di anni a pochi giorni, addirittura poche ore in certi casi, semplicemente con funghi, muffi, lieviti, eccetera. Oppure, sempre con questi amici piccolissimi, si sono riusciti a sintetizzare nuovi elementi, sia stabili sia radioattivi, cioè partendo per esempio da carbonio si riesce a ottenere del ferro, che è una follia per un fisico e un chimico, diciamo, normale, ok? Eppure ci sono le evidenze. Quindi, primo luogo comune, ma è vero che questi metodi di datazione basati sugli isotopi radioattivi sono così attendibili? Io faccio una domanda perché dal mio punto di vista è molto in dubbio questo fatto e quindi anche tutto quello che ne consegue e che lo lascio alla vostra intuizione naturalmente. Passiamo al mondo vegetale. Nelle piante c'è una letteratura sterminata perché si parte veramente dal 1799 con i primi esperimenti sui semi di avena, che poi sono stati portati avanti anche fino agli anni 2000 e oltre. Si vede come cambi il rapporto tra potassio e calcio nel corso della germinazione. Se voi prendete un seme e ci mettete un po' d'acqua, il rapporto all'interno dei semi, si fa su base statistica naturalmente, tra calcio e potassio, invece di rimanere circa costante, come uno si aspetterebbe, cambia nel senso che uno sparisce e l'altro compare, ma si tratta di aumenti del 700%, cioè è difficile dire che ci sono degli errori di misura. Se io ho 1 grammo di calcio, alla fine mi ritrovo 8, ok? 1 milligrammo, 8 milligrammi. È un aumento straordinario. E la stessa cosa avviene in tutti i tipi di semi, per esempio si produce dello zolfo, si produce lo iodio anche nelle alghe. Voi sapete che le alghe vengono utilizzate anche come alimenti ricchi di sali minerali. Se voi però prendete delle alghe che vivono in un'acqua di mare senza iodio, riuscite comunque a trovare l'alga che vi produce dello iodio. Da dove? Dal granito, dallo stagno che c'è nel basamento su cui magari hanno messo le loro radici. Quindi basta lo stagno per produrre lo iodio. Anche senza iodio le alghe lo riescono a fare. Ci sono produzioni di magnesio a discapito del calcio in praticamente tutti i tipi di piante, produzione di ferro a partire da rame magnesio, semplicemente nel corso della essiccazione. Se voi prendete dei fichi, delle mele, diciamo della frutta, la fate essiccare lentamente, vedete che il rapporto relativo tra i sali minerali che sono presenti non è che rimane costante, perché uno dice, beh, sparisce l'acqua, più o meno il resto dovrebbe rimanere circa uguale. Invece no, anche qua ci sono dei rapporti che sbagliano completamente, alcuni magari aumentano del 200%, altri spariscono, cioè ne rimane un 20%. E senza fare niente che non sia semplicemente aspettare un po' di tempo, perché l'essiccazione si può fare anche in maniera naturale, no? Col sole e con un po' di pazienza, non è che ci voglia molto. Nel mondo animale è ancora più evidente questa cosa perché, come si diceva prima, se ci sono anche degli enzimi in gioco, queste reazioni avvengono molto più velocemente. Per esempio, ci sono degli esperimenti, vedete, fine anni 30 addirittura, che fanno vedere come
i granchi riescono a produrre il loro guscio, l'esoscheletro, quello calcareo, anche se vivono in un'acqua completamente priva di calcio. Ci deve essere però il magnesio. Se c'è magnesio, loro riescono a produrre il guscio che è fatto di calcio. Se no, non ci riescono. La stessa cosa avviene anche per le galline. Non so se vi ricordate di quell'esperimento, se ne avete sentito parlare. Se voi prendete una gallina ovaiola, la lasciate a dieta per un po' di tempo, a dieta nel senso di non le date niente che contenga calcio, per esempio le date dell'avena, la gallina bene, mangia, sopravvive, però non riesce a fare le uova normali, cioè riesce a fare delle uova che hanno un rivestimento attorno che non è duro, perché non c'è abbastanza calcio, è una specie di pellicina, ok? Troppo morbido. Cosa succede? Che se voi invece di dare del calcio a queste galline ovaiole ci date della micca che è ricca di potassio, dei sassi, neanche del cibo, dei sassi, le galline ci si buttano sopra, lo beccano e il giorno dopo riprendono a fare il guscio calcareo, cioè col calcio, che però prima non c'era e non c'è nella dieta. Questa è una cosa che è abbastanza sconvolgente. E quindi un altro luogo comune che bisogna assolutamente mettere in discussione ma è proprio vero che bisogna consumare del latte e dei latticini, no? Per evitare i problemi di calcio, perché il calcio, se voi ci pensate, la mucca da dov'è che lo prende tutto quel calcio che poi dà a noi? Cos'è che mangia la mucca? Ma nell'erba non ce n'è così tanto. Cioè la quantità di calcio che è presente nel latte che ci fa dire allora bisogna mangiare tanto calcio, tanto latte, tanti latticini, tanti formaggi, eccetera. In realtà la mucca non lo prende mangiando del latte, del calcio o del formaggio, dello yogurt, lo prende dall'erba, che è ricca di magnesio. Infatti vedremo come il magnesio è strettamente legato al calcio da questa reazione nucleare, cioè il calcio può generarsi dal magnesio. Nel mondo animale poi c'è un rapporto famosissimo della Marina degli Stati Uniti del 1978 che si chiamava rapporto Goldfein, in cui nelle conclusioni, quindi esercito americano si parla, nelle conclusioni si diceva che è accertato che avvengono sia fissioni sia fusioni nucleari, quindi gli atomi si possono o rompere in atomi più piccoli oppure aggregare in atomi più grandi, fusioni, con una produzione netta di energia, che vuol dire nel corso di queste reazioni la cellula ottiene dell'energia che può spendere per fare le sue attività. Quindi tutto quello che è basato sulla credenza che bisogna mangiare per ottenere dell'energia è vero, ma è vero in parte, perché l'energia chimica si ottiene dal cibo, come tutti sappiamo, ma c'è anche un'energia che, soprattutto certi animali, tipo i piccoli roditori o altri animali molto, molto compatti, riescono a ottenere dell'energia anche da queste reazioni. E quindi le cellule, in particolare, riescono ad avere dell'energia spendibile per le loro attività semplicemente perché riescono a trasmutare gli elementi. Cioè nel corso della trasmutazione degli elementi producono dell'energia. Quindi non c'è solo energia chimica, ma anche energia fisica, da processi fisici. E quindi ecco l'altro luogo comune, cioè avvengono solo reazioni chimiche all'interno del corpo? La risposta è un secco no. Un secchissimo no, ci sono anche delle reazioni nucleari, ma non reazioni nucleari tipo che noi esplodiamo, sono reazioni nucleari a debole energia, che vuol dire non ce ne accorgiamo neanche, si vedono se si sa dove andare a vedere. E magari basta pochissimo per non vedere quello che si vuole vedere, perché magari si è in una certa condizione, in un certo momento dell'anno, oppure dopo vedremo che ci sono tantissime variabili. Giusto per darvi un'idea di che cosa sono queste reazioni, ve ne faccio vedere una volentieri, se vi interessa, un tipo di reazione elettrochimico. In rete ci sono un sacco di appassionati, un sacco di, tra virgolette, dilettanti che si occupano di fare questi esperimenti di fusione fredda, la chiamano, no? Cioè loro dicono si riesce a ottenere energia nucleare e quindi energia che poi si può anche utilizzare per produrre altra energia. Di fatto è una querela un po' che va avanti dal 1989, no? Quando c'erano quei Fleischmann e Pons che hanno detto per primi che erano riusciti a ottenere questa fusione nucleare a freddo. Di fatto però non è mai stato riproducibile il fenomeno in modo tale che si potesse ottenere dell'energia in maniera stabile. Però ci sono tantissimi appassionati che, utilizzando strumenti proprio dal laboratorio della scuola media, quando ho preso uno che si chiama Renzo Mondaini per esempio, lui è molto... dice di essere un poco più di un dilettante, ma vedrete che fa delle cose mica da ridere.
Allora, il giochino è questo, uno prende un po' di acqua, ci mette dentro dei sali e poi prende due sbarrette di metallo, due elettrodi e ci fa passare la corrente. Allora, se fate questo esperimento nelle condizioni normali in cui si fa nei laboratori di fisica alle superiori, per esempio, succede che l'acqua si rompe, l'ossigeno va da una parte e l'idrogeno va dall'altra. Quindi ci sono delle bollicine piccole da una parte e delle bollicine un po' più grosse dall'altra. E questo lo sanno tutti. Quello che non sanno tutti è che se questo esperimento si fa mantenendo vicino alla superficie uno dei due elettrodi e con un voltaggio particolare, succede una cosa curiosa. Vi consiglio di guardare con attenzione. Vedete le scintille? Tutto qua. Sapete di cosa è fatto quell'elettrodo? Carbonio. Sapete a che temperatura fonde il carbonio? Circa. Provate a sparare una temperatura. Oltre 3000, oltre 3400. Allora, il carbonio si è fuso completamente nel giro di pochi istanti. Se uno volesse fare l'avvocato del diavolo e andasse a vedere che cosa trova depositato in fondo, visto che era 99,85% carbonio, voi che cosa vi aspettate di trovare? Carbonio, no? Sapete che invece che cosa trovate? Anche, oltre al carbonio, che chiaramente ce n'è, trovate circa una ventina di elementi diversi, tra cui il ferro, e il ferro in maniera sostanziosa, tanto che se prendete una calamita e la passate vicino alla polvere di carbonio, non succede niente. Ma se la calamita la passate vicino a quella polvere depositata lì sotto, si attacca. Vuol dire che è diventato un materiale ferromagnetico come il ferro. Il carbonio non ha nessun effetto, assolutamente. E invece col ferro si scopre che poi è ferro. Facendo l'analisi ai laboratori si vede così. E questo è un piccolo esempio. Utilizzando degli elettrodi fatti con altri materiali si ottengono altri elementi ancora. Però la costante è che si ottengono sempre decine, a volte molte decine di elementi diversi, tra cui quelli che si dicevano prima, il magnesio, il ferro, l'oro, il platino. Dico anche l'oro perché poi faccio vedere le foto così ci credete. Allora, queste sono alcune delle tantissime trasmutazioni che si sono verificate anche all'interno dell'uomo. Sapete che vanno sempre in coppia, sono come i carabinieri, il sodio e il potassio. La seconda è la trasmutazione da carbonio ad azoto, che questa è una rivoluzione copernicana per molti, per il discorso dell'alimentazione, e lo vedremo presto, e l'altra è la trasmutazione da potassio a calcio. Vedete che sono sempre degli elementi che sono sempre quelli lì che girano. Io ne ho fatto uno schemino per farvi vedere. Ok, mi piacerebbe farvelo vedere, in realtà non si vede, ecco, così si vede. Guardate i nomi degli elementi e ditemi se riconoscete questi gruppetti di 4 elementi. Come dire, elementi con un certo peso nella storia della chimica e della fisica. Guardate, allora, sodio, potassio, magnesio e calcio sono la base di tutta la fisiologia del regno animale. Se il rapporto sodio-potassio o magnesio-calcio all'interno del sangue, all'interno delle cellule è sballato, noi ci ammaliamo o ritorniamo in salute, a seconda di questo rapporto. Poi ferro, nickel, silicio e alluminio. Il silicio è tipo il vetro, l'alluminio sono tipo le pentole. Ci sono delle trasmutazioni fatte anche dallo stesso Mondaini in cui si vede che l'alluminio diventa silicio. Cioè voi prendete un materiale che è come una pentola di quelle per saltare la verdura, ottenete una cosa tipo vetro, vetrosa proprio, ci sono dei cristalli anche grossi. Questi, silicio, alluminio, nickel e ferro, sono gli elementi che trovate all'interno sicuramente del nostro pianeta, ma probabilmente anche di tanti altri pianeti. Cioè la crosta, il nucleo, voi sapete che c'è il SIAL e poi il NIFE, se ricordate qualche cosa dalle superiori di scienze della Terra.
Sial si dice alluminio, vanno sempre in coppia, il nife, nickel e ferro, anche questi vanno sempre in coppia. È come l'oro e il mercurio. Voi non riuscite a trovare un giacimento di oro che non abbia del mercurio e viceversa, perché sono sempre vicini, sono sempre in coppia. E questo avviene anche per tanti altri elementi. Ops, ho sbagliato. Allora, questi gruppetti da 4 li conoscete, poi c'è un altro invece. In realtà è un gruppo da 3 perché ho dimenticato di metterci l'idrogeno, però carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto. Ditemi voi di che cosa sono la base. Tutta la vita. Il DNA degli esseri viventi è fatto da carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto. Cioè, tutto il regno vegetale è basato su questi 4 elementi. Anche l'atmosfera dei pianeti è ricca di carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto, soprattutto azoto magari, ma sono sempre questi 4. È curioso come ci siano delle relazioni così strette tra questi gruppi di elementi che si vede poi nella pratica possono gli uni diventare gli altri. Allora c'è una domanda, non è che potrebbe essere che, come dicono poi in Oriente, anche il mondo animale è un risultato della trasformazione del mondo vegetale, il mondo vegetale è un risultato della trasformazione del mondo minerale e il mondo minerale è un risultato della trasformazione del mondo preatomico, eccetera, eccetera, ma con innumerevoli trasmutazioni di energia. Perché ci sono delle teorie, per esempio, mi sembrano abbastanza fantasiose, ma fantasiose se uno non ha idea che esistono queste reazioni, che sono possibili. Per esempio che vi dicono, all'interno del Sole, visto che c'è una certa massa, oltre a un certo elemento non ci si riesce ad andare come produzione per fusione nucleare, perché la temperatura è troppo bassa. E quindi per avere poi tutti gli elementi che troviamo sulla Terra, tipo il ferro, tipo il piombo, tipo l'oro, eccetera, eccetera, dicono, vabbè, sicuramente molti miliardi prima del Sole c'era un'altra stella e prima di questa ce n'era ancora un'altra che erano molto più grosse e quindi grazie alle loro fusioni sono riuscite a produrre tutti questi elementi più pesanti. Il fatto è che se voi vedete che questi elementi li riuscite ad ottenere in laboratorio e non solo con la corrente elettrica a 3600 gradi, ma anche sotto zero, a voi non viene il dubbio che forse questa teoria è nata da qualcuno che non ha idea che gli elementi si possono ottenere anche da elementi più semplici? A me il dubbio è venuto e in effetti penso che sia abbastanza plausibile questa cosa. Infatti vedete, tra l'altro, che tutte le distanze per ottenere il calcio dal magnesio, il magnesio dal sodio, eccetera, sono tutte colmate da atomi di idrogeno e atomi di ossigeno, che sono quelli più presenti in natura. Voi avete idea di come mai ci sia così tanta acqua all'interno dei nostri corpi, all'interno delle cellule, all'interno di... L'acqua ha un'infinità di funzioni, ma è anche un enorme deposito di idrogeno e ossigeno, che sono praticamente gli elementi che entrano in gioco in tutte le trasmutazioni, cioè in tutte no, ma in tantissime trasmutazioni degli elementi. Cioè il magnesio, che si diceva prima, se io mangio una cosa ricca di magnesio, tipo gli spinaci o le bietole o il cavolo nero, riesco ad ottenere il calcio quello delle mucche, no? Si diceva, come? Con l'aggiunta di ossigeno. Tutte queste reazioni vanno in una direzione ma anche vanno nell'altra, cioè si riesce a ottenere calcio a partire dal magnesio, ma si riesce a ottenere magnesio a partire dal calcio e così vale per tutte le trasmutazioni, sono sempre reversibili. Cioè se si riesce ad andare in una direzione, in genere, in altre condizioni, si riesce ad andare anche nella direzione opposta. E quindi c'è anche questo luogo comune che domani poi ne parleremo con chi parteciperà. Ma è vero che è necessario bere così tanto? No, 1 litro al giorno, 2 litri al giorno, 3 litri al giorno. È vero? Sarà vero davvero? Perché in effetti serve l'acqua. Domani vedremo che in realtà non è così vero. Tutte queste cose del bere tanto, in realtà io domani porterò avanti la mia idea, visto che io sono stato 4 mesi senza bere neanche una goccia d'acqua, perché ero curioso di vedere se era vero o no. 4 mesi non sono mai stato meglio. Però ci sono certi regimi dietetici o certe terapie, per esempio questo è il dottor Gerson, lo conoscete senz'altro, lei è la nipote. Io ho avuto modo di conoscerli di persona, ho visto anche gli effetti che riescono ad avere straordinari nella cura dei malati di cancro e il loro approccio con tantissimi liquidi, tantissimi succhi, tantissimi frutta e verdure, eccetera. Il fatto è che entrambi gli approcci possono portare alla guarigione. Infatti il discorso importante è riuscire a capire qual è la strada giusta per me,
oppure la strada giusta per me in questo periodo della mia vita, perché in genere si riescono a trovare tantissime strade anche opposte, tipo bevi il meno possibile, oppure bevi il più possibile, che portano allo stesso risultato. C'è un principio di fondo che permette di spiegare questo? Penso di sì e ne parleremo. Allora, questo è un altro personaggio scomodo. Ne ho parlato prima di trasmutazioni, di produzione di oro addirittura. Questo qua è un fisico di Bologna al quale sono arrivato io poi alla fine del mio lavoro di tesi, che per primo in Italia e nel mondo è riuscito a ideare un nuovo modello dell'atomo e una nuova tavola periodica degli elementi che spiegasse non solo tutto quello che spiegavano i modelli precedenti, ma anche queste trasmutazioni. Ha fatto uno studio incredibile su questi fenomeni, ha costruito una nuova tavola periodica degli elementi che permette anche di prevedere con una precisione che è micidiale che tipo di risultato otterrò partendo da certi elementi di partenza, e quindi tipo ti sa dire esattamente quanto ferro viene fuori e quale isotopo del ferro viene fuori a partire da certi carbonio e idrogeno che puoi utilizzare nelle reazioni di partenza. Ci sono troppi dettagli, naturalmente non ne parlo, però la precisione è quasi matematica, nel senso che si riesce a ottenere una stima del tipo di elemento che si ottiene e anche del tipo di isotopo di questo elemento, perché si sa cosa sono gli isotopi, che è veramente impressionante. Allora, questo era il discorso di prima. Sarà vero che il ferro si riesce a ottenere solamente nelle supernove. La ricerca di questo astrofisico di Bologna era partita proprio dal cercare un modello dell'atomo promettente, che era quello che veniva usato dai vecchi chimici, il modello a particelle alfa, che però si fermava a un elemento perché dopo sballava tutto quanto. Allora lui è riuscito invece a svilupparlo e a renderlo generalizzato per tutti gli elementi della tavola periodica. Questo posso saltare, ecco, questo è il personaggio da cui io sono partito per fare tutta questa trafila, questa ricerca, cioè un giapponese che non era nessuno, né uno scienziato, né un filosofo, né niente, però di fatto ha fatto tutto, ha fatto sia lo scienziato, sia il filosofo, ha fatto delle trasmutazioni con una facilità micidiale, e quello che è famoso poi nel mondo per aver portato la macrobiotica, l'agopuntura, tutte quelle arti tradizionali tipo l'arte di disporre i fiori, sono tutte cose che arrivano da lui in Europa. Allora lui per primo è riuscito negli anni 63, quindi si parla di circa 25 anni prima di Fleischmann e Pons, che erano quei due tizi che avevano detto per primo, no? Che erano riusciti a fare la fusione fredda. Lui ci è riuscito nel 63 a fare degli esperimenti di trasmutazione degli elementi in laboratorio con la corrente elettrica. E lui ci è arrivato però non dalla scienza, cioè non da studiare cosa hanno detto gli scienziati precedenti. Lui ci è arrivato partendo da un modello dell'universo che è proprio della filosofia orientale, in cui c'è questo universo infinito che a un certo punto si polarizza in Yang, il magnetismo. Questo polarismo, questa polarizzazione, cioè la forza dilatatrice Yin e la forza costrittiva Yang, producono dell'energia, l'energia elettrica. L'energia elettrica produce delle particelle tipo gli elettroni, i protoni, tutte le particelle preatomiche. Il preatomico produce il mondo degli elementi, il mondo degli elementi produce il mondo dei vegetali, e il mondo dei vegetali produce quello degli animali. Questa è una visione del mondo, una cosmologia, no? Vecchia di millenni. Non ci crederete, come ha fatto questo signor nessuno giapponese a ottenere le trasmutazioni degli elementi 25 anni prima dei primi che ci sono riusciti ufficialmente? Ha ripercorso esattamente la stessa serie di passaggi, facendo, allora, il settimo livello per gli orientali è il vuoto, o diciamo il vuoto, hanno preso un tubo e l'hanno messo sotto vuoto. Polarizzazione, yin e yang, attorno a questo tubo ci hanno messo dei magneti in modo che ci fosse un campo magnetico che attraversava il tubo messo a vuoto. Energia, hanno fatto passare della elettricità all'interno di questo tubo. Quarto livello, preatomico, cioè elettroni e protoni, ci hanno fatto passare dei protoni, cioè degli atomi di idrogeno, che sono protoni. Allora, un flusso di protoni, elettricità, campo magnetico, fatto a vuoto, cosa si è ottenuto? Che il preatomico è diventato elementi. Per esempio, è riuscito dal
dal carbonio ottenere il boro, dal sodio ottenere il potassio, dal silicio ottenere l'alluminio e dal ferro e dal piombo ottenere l'oro. Allora, questi 7 livelli in realtà sono la base di una intera cosmologia, domani ne parleremo moltissimo, soprattutto questo sviluppo a 7 tappe a me è interessato in particolare per il discorso del come si sviluppa la malattia, cioè nelle persone e negli animali, in qualunque essere vivente, la malattia tende a percorrere, perlomeno prima dell'invenzione dei medicinali moderni, sempre più o meno le stesse tappe, che sono stanchezza, dolore, alterazione del sangue, squilibri psicologici, degenerazione degli organi, quindi tumori, eccetera, deterioramento del sistema nervoso, fino ad arrivare a cose più impalpabili. Allora lo studio anche di come si sviluppa la malattia, lo studio di come si sviluppa la capacità di giudicare, di come si sviluppa il giudizio dal bambino ancora nel ventre della mamma fino al saggio illuminato che vive alle pendici dell'Himalaya, loro lo studiano grazie a questa divisione dell'universo in 7 livelli. È molto interessante, è uno strumento, veramente una bussola per orientarsi anche in quello che succede nel mondo, che è estremamente accurata. Il lavoro di Osawa però mi è servito per dire: ma è proprio vero che ci sono delle malattie incurabili, cioè delle malattie da cui non si può guarire? Allora Osawa nella sua pratica ha fatto milioni di guarigioni inspiegabili o impossibili, diceva: no, non esistono malattie incurabili, se uno ha abbastanza tempo e abbastanza volontà, quindi ci sono 2 condizioni che non sempre sono a disposizione di tutti, ma ci sono dei malati incurabili, questo sì, ma le malattie diceva di no, nel senso che col giusto approccio, come dicevo all'inizio, io ho visto magari un diabetico che guariva in una settimana, mi è capitato di vedere un 85enne malato di Alzheimer che in 2 anni è riuscito a farlo regredire fino a farlo sparire, oppure ho visto magari dei casi anche più, tra virgolette, gravi, tipo malattie del sangue, anche leucemie, persone che guarivano in 4 mesi anche dalla leucemia. Ne ho conosciute almeno 3 di persone, non solo qui in Italia. Quindi queste malattie incurabili, in realtà, prese da un altro punto di vista, non è detto che siano così incurabili. Ci vuole del tempo, ci vuole molta volontà, molto lavoro su di sé, anche in cucina semplicemente. Ma è un luogo comune forse, bisognerebbe per noi rifletterci. Allora, si diceva prima, come ha fatto questo giapponese a fare queste trasmutazioni? Lui ha fatto un lavoro proprio di applichiamo la filosofia alla scienza. Ci sono dei principi che dicono che c'è lo yin e c'è lo yang che stanno in certe relazioni, tipo che lo yang tende ad allontanare lo yang e lo yin allontana lo yin, quindi i simili si respingono, invece gli opposti si attraggono. E ci sono tante altre leggi che si applicano benissimo alla chimica, e quindi lui si è ricostruito tutta una serie di leggi adatte alla chimica, si è fatto anche lui una classificazione degli elementi, una tavola periodica praticamente, particolare, basato su quei 7 livelli di cui si parlava prima, e pian pianino si è fatto la sua trasmutazione. Allora, vi faccio vedere le foto proprio. Queste sono delle fotografie effettuate nel non mi ricordo che anno, direi 2004 penso, sulle colline di Bologna, fatte in un garage dell'editore della società editrice Andromeda, Paolo Brunetti, che è un personaggio fantastico. Hanno fatto questo esperimento, cioè di prendere del mercurio che era stato trattato per 4 mesi secondo una procedura tirata fuori da un vecchio libro di alchimia del 1700, non so, attualizzata naturalmente con gli elementi giusti, eccetera. Allora hanno preso questo mercurio, quello che potete trovare nei termometri, l'hanno trattato per 4 mesi con tutta una serie di acidi, eccetera, eccetera. Vedete, il mercurio da che cosa si riconosce? È liquido ed è color argento, ok? In linea di massima, oltre ad essere molto pesante. Allora cosa è successo? Che messo in un recipiente, mettendo in questo recipiente un altro acido, tutto aperto al pubblico, nel senso si sa esattamente cosa e quanto, lui l'ha messo pubblicamente a disposizione in rete, nel mio libro l'ho riportato pari pari proprio, ci ha messo un acido, questo acido nella giusta stagione, che se non lo fate nella giusta stagione non funziona, la giusta stagione è in primavera inoltrata meglio, comincia a sfrigolare, vedete che succede qualche cosa,
punto sembra quasi che esploda, e questo è il risultato. Se voi andate a vedere, quel bel fluido colore argentato è diventato pagliuzze, e non solo oro, guardate bene i colori. Ci sono delle pagliuzze che hanno un colorino diverso, una quantità piccolissima, meno dell'1%. Sapete che cos'è quello? Platino. Quindi il risultato di questa trasmutazione, non ci diventate ricchi, altrimenti io sarei a casa a fare queste cose, mica sarei qua a fare 3 ore di viaggio per farvi vedere delle fotografie. Con quel procedimento preciso lì non ci si diventa ricchi, nel senso, spendo 100 euro di mercurio eccetera eccetera, magari ottengo 20-25 euro di oro, quindi non vale la pena dal punto di vista economico farci un'industria. Però se vi rendete conto della rivoluzione che questo implica, cioè è possibile ottenere un elemento da un altro elemento, un elemento nobile da un elemento, non dico ignobile, un elemento qualunque, ok? E le fotografie sono incredibili, ce ne sono alcune anche ad altissima definizione, proprio tipo 50 megabyte per una fotografia, che vi fanno vedere che più o meno il risultato è questo. E questi sono, insomma, i risultati. Quando parlavo di produrre dell'oro, davvero si produce l'oro, come si possono produrre tutti gli altri elementi. Allora, a cosa serve noi? Cioè, perché voi siete venuti qui stasera, andate a casa, vi mettete a fare l'oro? Non penso. Però io spero che andiate a casa con questa, come dire, questa idea in più. Posso lavorare come ho sempre lavorato, ma posso anche lavorare tenendo presente che si possono ottenere cose che non ci sono da cose che ci sono. Posso ottenere l'oro da qualche cosa che non è oro, anche con un po' di tempo, un po' di pazienza, con gli strumenti che si possono usare in un laboratorio da scuola superiore o poco più. Non fate queste cose del mercurio, diceva, perché purtroppo, tra l'altro, questo fisico è morto a causa dei vapori di mercurio che si sono sprigionati, quindi è andato in dialisi per tanto tempo. Il mercurio è terrificante, quindi bisogna starci ben lontani. Però il risultato è, secondo me, straordinario. Ditemi quanto tempo ho circa ancora, Francesca. Posso andare ancora? Allora, vi butto lì una cosa di cui domani in realtà ne parleremo tanto, perché io tutto questo lavoro sulle trasmutazioni, sì, è vero che è interessante per la produzione di energia, ma la produzione di energia è una cosa talmente remota, talmente lontana, che è difficile che io riesca a fare qualche cosa di concreto in quell'ambito lì. Invece dal punto di vista della salute, dal punto di vista dell'alimentazione, lì ci si può fare molto di più. E allora vi prendo, tra l'altro, se riesco a prendere proprio la citazione precisa, c'è una citazione di Osawa che parla del cancro e dice praticamente quali sono le cause del cancro. Lui ne trova 2 sostanzialmente, e dice anche quindi come fare per guarire dal cancro. Lo dice con una scioltezza, come lo sto dicendo io, no? Come se io fossi... Lo dice con una scioltezza e un carisma anche che è incredibile. Allora, se permettete vi leggo davvero 5 frasi. Allora, Osawa dice, parliamo della causa fisica. Lui dice che ci sono una causa fisica e una causa spirituale. Dopo vediamo cosa c'entra con le trasmutazioni. Ora dice, ma cos'è dunque il cancro? Il cancro non invecchia, non si ammala, si sviluppa, si arresta, dorme, si sveglia e poi ricomincia la sua attività. Resiste, si adatta e poi magari trionfa alla fine. È la vita stessa, è la materia della vita alla quale manca solo l'orientamento o la spiritualità. Essa è dunque cieca. È l'insaziabilità, la voracità, un'espansione infinita che è perfetta dal punto di vista della materia organica, ma non dal punto di vista della spiritualità. Allora lui dice, perché questo squilibrio? Tutto dipende dal suo creatore, che è l'uomo dualista e materialista. Allora lui dice, se questa è la causa, cioè il dualismo e il materialismo, dice, ecco la cura, se questa è la causa. Se, c'è sempre un se davanti. Lui dice, bisogna sviluppare il proprio giudizio fino a raggiungere il giudizio supremo, diventare non dualisti, ma avere una visione unica e comprensiva di tutto il mondo. E lui suggerisce la preghiera o la meditazione o diciamo l'approccio che parte dall'alto, quindi preghiera e digiuno, ne sentite sempre parlare da millenni. Ok, questa è la prima cura, cioè la preghiera o meditazione permanente o sviluppo del proprio giudizio.
Parlando invece della causa fisica, ecco dove entrano in gioco le trasmutazioni, dice: il cancro è prodotto solamente dall'eccesso di proteine. Allora non prendete proteine in eccesso, ma per esempio solo carboidrati. Ma se prendete carboidrati in eccesso, li trasmuterete in proteine. Ricordate che il carbonio diventa azoto, le proteine sono ricche di azoto, che non c'è nei carboidrati, ma che se ce n'è un eccesso si producono. Quindi dice, ma se prendete carboidrati in eccesso, li trasmuterete in proteine, perché carbonio e ossigeno diventano azoto. E quindi? No, dice, vivere parvo, vivere con poco, che è un adagio che i nostri latini ci hanno tramandato da 2000 anni a questa parte. Tutti ne sentiamo parlare sempre: mangia meno, fai meno, solo l'indispensabile. Non è il digiuno, si parla di vivere con poco. Allora la cura per questo approccio, cioè dell'eccesso causato dalle proteine, che uno anche se non mangia le proteine ce l'ha comunque perché ha mangiato in eccesso, lo tagli alla base togliendo questa abitudine che abbiamo noi occidentali, ricchi di mangiare tanto, molto di più. Si diceva no, allora un quarto di quello che mangio mi serve per vivere, tre quarti serve al mio medico per vivere. Più o meno, forse anche di più di tre quarti. Spero che non ci siano medici, o comunque se ci sono io non c'entro niente, io sono un ambasciatore che porta un messaggio e basta. Allora, il discorso, vedete che le trasmutazioni entrano in causa, così si spiega bene il discorso del vivere con poco. Se non conoscete il fatto che le proteine si possono produrre anche in assenza di carboidrati, come fate a spiegare questo ragionamento? Uno direbbe, beh, devi mangiare meno proteine. Per esempio, mangia tante cose che non contengono proteine. E dice l'errore, perché il mangia tante cose, quale che esse siano, se sono più di quello che ti serve davvero per vivere, diventa comunque un eccesso, e il corpo che cosa fa con gli eccessi? Li mette da parte, poi quando c'è un po' troppo comincia a trasformarlo, magari diventa grasso, e poi dopo che cosa diventa? Magari diventa proteine, nel senso che proprio trasforma la materia da carbonio, ossigeno in azoto. C'è un luogo comune interessante, sempre legato al cancro, che è: dov'è che nasce il sangue? Perché tutte le malattie, in realtà, voi sapete che hanno come antefatto il fatto che il sangue ha un qualche valore sballato, o che diventa troppo acido, o che diventa troppo alcalino, o che ci sono troppi globuli rossi, o che sono troppi globuli bianchi, o che c'è un eccesso di acidità, o che... Allora, voi quante volte avete sentito che il sangue viene prodotto dal midollo osseo? Penso abbastanza, non è vita vostra? Allora, ci credete che l'esperimento su cui è basata questa convenzione, che era stato fatto penso negli anni, no, non so in che anni, non me lo ricordo, dovrei andare a vedere, non voglio dire una sciocchezza. Comunque l'esperimento era stato fatto su dei topolini, delle cavie, a digiuno, e su queste cavie a digiuno in effetti si vedeva che il sangue si produceva principalmente nel midollo osseo. Lo stesso esperimento fatto su dei topolini non a digiuno mostrava come il sangue si formasse nell'intestino tenue. Intestino tenue è grasso, cioè dove ci sono i villi intestinali. Quindi com'è sta storia? Se io sono a digiuno si forma da un'altra parte, se io, come è normale che sia, mangio e mi nutro normalmente, lo produco nell'intestino. E quindi qual è la vera sede del sangue? Si scopre che in condizioni normali, standard, il sangue si produce direttamente dal cibo, e dopo vedremo quanto direttamente. In caso non ci sia la fonte principale, allora si forma da altre parti. C'è il midollo osseo, per esempio, che è un deposito anche di tanti globuli bianchi, però globuli rossi immaturi. C'è anche la milza, anche nella milza c'è molto sangue che è quasi maturo, oltre ad essere il posto dove il sangue si distrugge, il sangue vecchio, è anche un deposito di milza che viene richiamato in circolo se c'è un'emergenza. Ma un conto è le emergenze, un conto è la vita normale. Allora, nella vita normale, se voi prendete un qualunque essere vivente, nell'intestino dove lui digerisce e arriva il cibo, lì si comincia a produrre le prime cellule del sangue. C'era, sono ancora 5 minuti, Francesca? 5 minuti? Ah, va bene, ok. Allora, vedete, luogo comune ovvio, mi manca il ferro nel sangue, cosa faccio? Mangio le bistecche di cavallo. Mangia della carne, mangia del prosciutto, mangia prodotti animali, ok? Si vede invece che ci sono certi rimedi tradizionali, tipo
nella medicina macrobiotica si suggerisce di mangiare delle verdure a foglia verde, tantissime verdure a foglia verde, molto stufate e con un pizzico di sale marino integrale. Come mai si suggerisce questo? Se voi andate a vedere, il magnesio diventa ferro e di fatto io l'avevo visto poi con mia mamma in un certo senso, che lei mangiando solamente ortica, cavolo nero, bietole, spinaci, un po' tutti i giorni, non solo quello mangiava, in aggiunta alle cose normali, si è messa a posto i valori di emoglobina nel ferro senza mangiare neanche un prodotto animale. Lei prendeva dei medicinali che per il suo stomaco erano troppo forti, quindi non ce la faceva proprio, ha provato questo approccio e c'è riuscita. Magari non funziona per tutti, ma in linea di massima però se un corpo è ancora abbastanza in salute per effettuare queste trasmutazioni nell'intestino, è la flora batterica poi che fa partire tutte queste cose, se può ancora trasmutare, allora di sicuro si può ottenere del ferro a partire dal magnesio. È per quello che se proprio dovete portare una cosa buona a casa da questo incontro di stasera è ricordatevi che esiste un alimento, un condimento che si chiama miso, che sarebbe una specie di prodotto fermentato, stagionato, no? Come noi facciamo il parmigiano reggiano giù in Emilia. In Giappone fanno questo miso che si ottiene dalla fermentazione sotto sale in barili di cedro per 3 anni di soia, oppure soia e riso, soia e orzo, cereali. Il miso è ricchissimo di fermenti, come ce li trovate nello yogurt. Questi sono però fermenti che sono un cibo fantastico per la flora batterica dell'intestino. Se voi avete un intestino magari devastato da zucchero, da medicine, da raggi, da radiazioni, insomma tutto quello che si mangia oggi praticamente, nel giro di 2 anni con un pochettino di zuppa di miso, cioè un brodo di verdura, con un cucchiaino di questo patè vegetale buonissimo tra l'altro, in 2 anni si ricostruisce quasi completamente. Più siete giovani più è facile, più siete più avanti con l'età più ci vuole un pochettino più di tempo, però la base è quella lì. L'idea è ricostruire la capacità naturale di trasmutare gli elementi in modo tale che se poi ti mangi i tuoi tortelli con le ortiche come facciamo noi o con le cime di rapa ottieni alla fine del ferro, non solamente del magnesio. Ricordatevelo, il miso, prendetelo, non costa niente, lo trovate in un barattolino come la marmellata e tra l'altro in tempi di possibili guerre nucleari o cose di questo tipo il miso è stato uno dei motivi per cui quando è esplosa la bomba atomica su Nagasaki, non so se lo ricordate, c'era un detto, c'era una storia che circolava per cui in un ospedale cattolico giapponese che distava a pochi chilometri da dove era esploso, c'era stato un miracolo, era stato chiamato il miracolo del XX secolo, cioè mentre in tutti gli ospedali, anche un po' più distanti, erano morti il 100% di malati e medici, in questo ospedale, che era un ospedale cattolico, e dico tra parentesi, però gestito da uno studente di Osawa, chiuso parentesi, i malati e anche infermieri e medici si alimentavano alla maniera tradizionale, cioè riso, zuppa di miso. Ditemi un numero, cioè quanta percentuale di gente è morta in questo ospedale, contando che negli altri ospedali c'è stato un 100% di morti, o nel giro di pochi mesi o pochi anni. 50? 10? 0. Sarà stato un miracolo, però insomma il miso ha aiutato di sicuro, e anche il riso, e anche tenere uno stile di vita al minimo, vivere con poco. Il miso, davvero, se non sapete che cosa comprare perché scoppia una guerra nucleare, tenetelo lì da una parte che non va mica male, tra l'altro, anzi più sta lì più diventa buono. Allora, il discorso del sangue è interessante perché dal punto di vista filosofico c'era uno studente di Osawa che ha detto, ma guardando un po' come sono le varie fasi del sangue, cioè partendo dal cibo per arrivare poi alle cellule, io ho notato che ci sono degli stati in cui c'è un eccesso di yang, come dicono loro, e altri invece in cui c'è un eccesso di yin, cioè se il rapporto tra potassio e calcio all'interno, tra sodio e potassio all'interno del plasma, dei globuli rossi, delle cellule, eccetera, è maggiore di 7 lo definisco yin, se è minore di 7 lo definisco yang, e si vede che c'è questa alternanza. Allora questo studente ha fatto un'ipotesi, potrebbe darsi che
tramite questi processi di trasmutazione succede che il cibo diventa plasma, il plasma diventa globuli rossi, i globuli rossi diventano globuli bianchi, i globuli bianchi diventano cellule del corpo, eccetera. Questa era una speculazione. Allora, poco tempo dopo, direi meno di un anno dopo, c'è stato un altro studente di Osawa, che era un dottore, Kieiichi Morishita, che ha filmato come avviene questa trasformazione da cibo a cellula corporea. E di fatto succede quasi come aveva detto l'altro studente che c'era arrivato dal punto di vista speculativo. Cioè, lui ha filmato questa successione. La particella di cibo si trova circondata dal villo. Avviene una formazione di un sacco liquido all'interno di questa particella di cibo. Il sacco si trasforma in una cellula del villo. Io lo dico come l'ho letto. La cellula si sviluppa e diventa una cellula madre di globuli rossi. E tanti globuli rossi si trasformano successivamente, passando per lo stadio dei globuli bianchi, in cellule del corpo. Quello che ho osservato era che il cibo diventa globuli rossi, i globuli rossi diventano globuli bianchi, i globuli bianchi diventano cellule del corpo, passaggio dopo, le cellule del corpo diventano cellule tumorali. Però ho osservato anche il contrario, cioè le cellule tumorali si possono trasformare in cellule sane, le cellule sane possono ritornare globuli bianchi, quelli bianchi possono diventare rossi, eccetera. Questa cosa è come nelle trasmutazioni di prima, reversibile, nel senso noi siamo abituati a vedere la malattia che magari va là, verso il cancro, in realtà, o verso il tumore, dicevo, in realtà è possibile, è anzi naturale, se ci sono le giuste condizioni, che il corpo ritorni indietro, perché il corpo vuole vivere e quindi che cosa fa? Fa tutto il possibile per vivere. Allora, il cancro per Osawa è una cosa che deve aiutare l'uomo a riflettere sugli errori che sta facendo, nel suo stile di vita, in tutti gli errori di sovrastimare quello che uno può fare, quanto posso mangiare, cosa posso mangiare. Cioè il cancro dice è uno sberlone, il più grosso sberlone che ti può dare la natura o Dio, per dirti guarda che stai andando nella direzione sbagliata, stai mangiando troppo, lavorando in certi momenti che non dovresti, facendo uno stile di vita completamente fuori, ti sei staccato dal contatto con la terra, ti sei staccato da quello che dovresti fare tu come essere umano. Quindi questo è un luogo comune forte, e lo dico piano perché in realtà è una malattia talmente diffusa che non penso si possa nemmeno mandare giù la metà di questa frase, però è proprio vero che bisogna tentare di sconfiggere il cancro con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Allora, forse bisogna cercare di ampliare la possibilità, perché non ci sono solo pochi mezzi che uno magari conosce, ce ne sono molti altri, ce ne sono magari centinaia di mezzi, ci sono decine e decine di terapie diverse. Mi ricordo un documentario di Massimo Mazzucco che era venuto qua a fare una conferenza tempo fa, ha fatto un documentario bellissimo su almeno 6 o 7 metodi diversi, tra cui c'era anche la terapia Gerson, ma ce ne sono anche tanti altri. Funzionanti per moltissime persone, un sacco di casi clinici, un sacco di cartelle, un sacco di dimostrazioni, e poi sono andati a finire nel dimenticatoio, oppure sono stati magari mangiati dall'informazione o dalla disinformazione, eccetera. Ma di mezzi ce ne sono veramente molti. Allora dice, il cancro ci dà una lezione sia come civiltà, nel senso che ci stiamo allontanando come civiltà molto da quella che dovrebbe essere il contatto con la natura e con il rispetto, diciamo, delle leggi del mondo. Il cancro ci deve dare una lezione anche come scienza, perché se è vero quello che dice quello che è lo sviluppo del cancro secondo Osawa, la scienza non può riuscire a risolvere questo problema, è impossibile, ma lo può risolvere la singola persona che si prende causa della sua malattia, quello sì. E la lezione come individuo è senz'altro il dover capire meglio cosa ci possiamo permettere di fare e che cosa no. Perché se facciamo cose che non ci sono permesse, perché per esempio io ho un fegato che si può permettere di mangiare 2 taragli invece di 3, il terzo è di troppo e il terzo io non ci devo arrivare. Se un altro ha un fegato che ne regge 10, benissimo, se ne mangia anche 9 o 10, ok? Il discorso è bisogna capire quali sono i propri limiti, quali sono i propri punti di forza, magari anche, soprattutto dal punto di vista fisico, e poi vivere in accordo con questi limiti, perché quando si sfora, uno sforamento mio è diverso dallo sforamento tuo, ma in ogni caso ci porta verso una malattia, piccolo o grande che sia. E quindi, come diceva Sun Tzu,
Ottenere 100 vittorie su 100 battaglie non è il massimo dell'abilità. Vincere il nemico senza bisogno di combattere, quello è il trionfo massimo. Ottenere 100 guarigioni su 100 malattie non è il massimo dell'abilità. Vincere la malattia senza bisogno di curarla, questo sarebbe il trionfo massimo. Perché in realtà tutte le cure, tutte le terapie, tutte le cose che sono state create negli ultimi 2000 anni dalla mente umana non curano un bel niente, perché è il corpo che si cura da solo, non è la medicina che ti cura, non è il farmaco che ti cura, non è il miso che ti cura, è il corpo che si cura. C'è una immunità naturale alle malattie, c'è una capacità di rigenerazione del corpo che viene ben prima del medico o del terapista o del vasetto di miso. E quindi quello che fanno di solito è togliere l'attenzione del paziente abbastanza tempo da dare al corpo il tempo di salvarsi e ritornare allo stato di salute, perché il corpo fa quello, cerca di ritornare allo stato di salute sempre. Se poi noi lo intasiamo di roba, mangiamo, va a finire che ci andiamo contro. Ok, quindi finisco e così dopo facciamo un po' di pausa e spero che abbiate qualche domanda, perché ho lasciato moltissimi punti in sospeso ovviamente. Io ho provato a scrivere alcune cose su Wikipedia in merito a uno di questi personaggi, è una cosa incredibile, stateci lontani perché è peggio che andare nel Bronx Wikipedia. Mattino, pomeriggio, sera o notte c'era qualcuno che cancellava e io rimettevo, ma questa non è verificata, e mettevo la prova, ma non è vero che Kervran ha vinto il premio, è stato candidato al premio Nobel, eccetera. Ho caricato addirittura il documento che era la prova del fatto che era stato candidato al premio Nobel. Non c'è stato verso, ed è sparita sia la voce che avevo scritto, sia la discussione della voce, che su Wikipedia in generale rimane la traccia delle discussioni tra gli utenti, essendo un'enciclopedia condivisa, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, poi ci si trova a un compromesso, no? E se ci sono dei dati oggettivi, allora si mette quello. È sparita anche la voce e anche la discussione. Quindi io, se avessi dovuto leggere qualche cosa su questi personaggi, su Kervran, su Carrel, su Osawa, su Monti, eccetera, su Wikipedia, io sarei scappato a gambe levate, ma anche con la moto probabilmente, altro che a gambe levate. Invece, studiando con un po' di pazienza, tanta fortuna, anche perché bisogna trovare poi i libri giusti, le persone giuste, io non ho fatto niente da solo, io sono andato a traino con degli amici che si erano buttati in queste cose e ho imparato poi da loro in realtà. Però se avessi dovuto farmi una prima idea su questi personaggi, su quello che dicevano e sulle loro idee da Wikipedia, adesso sarei a fare tutt'altro, magari sarei a suonare il pianoforte o fare dell'altra roba. E quindi attenzione anche alle fonti, quindi uno dice A, uno dice il contrario di A, sta a voi andare a cercare, non vi fidate di nessuno, né della prima persona che parla, che dice una roba, né della seconda, della terza, né della cinquantesima. Osawa dice anche bisogna sviluppare il proprio giudizio, bisogna sviluppare la propria capacità di vagliare il vero dal falso, il giusto dallo sbagliato, eccetera. Ecco, questa è una piccola bibliografia delle cose trattate, che sono andate un po' fuori in realtà dal libro, però il libro per me è molto importante perché una volta letto, e anche se non le leggete tutto e andate lì nel sito dove ci ho fatto la pagina di presentazione, se voi mettete il vostro nome e la vostra email, io vi mando gratis 26 pagine che sono la sintesi del libro, quindi non vi serve neanche leggerlo tutto. In quelle 26 pagine c'è praticamente tutto l'essenziale. Se però volete saperne abbastanza, da saperne più del 98% degli italiani, e per essere veramente convinti che queste cose non sono degli unicorni che volano o degli elefanti rosa, sono delle cose che esistono, allora nel libro trovate tutto quello che volete, trovate dal 1800 fino ad oggi tutti gli studi scientifici che sono stati pubblicati su riviste al di sopra di qualunque dubbio, e poi trovate anche il modello dell'atomo che vi dicevo, alcune anche applicazioni molto interessanti che sono tipo lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, tipo un'agricoltura naturale, ci sono molte applicazioni che è ancora un campo che è tutto da esplorare in realtà, però è tutto da esplorare qua in Italia. Se voi andate appena fuori, tipo in Russia, queste cose le conoscono da decenni quasi, e là sono discussione comune anche sui giornali. Qua appena basta
nominare certi personaggi vieni già bollato come ciarlatano, come erano ciarlatani loro, eccetera. Io per fortuna non ho nessuna credibilità scientifica, non ho niente da perdere e quindi mi sono permesso di fare questa carrellata di idee e di quello che ho fatto. Grazie della vostra attenzione. Allora, io direi di fare una piccolissima pausa, se poi avete delle domande e so rispondere vi rispondo, se non vi so rispondere vi risponderò con calma dopo che avrò studiato abbastanza per rispondervi. Buonasera, volevo chiederle in merito alla trasmutazione alchemica che è riuscito ad effettuare Andrea Rossi insieme a Focardi, infondendo dell'idrogeno riscaldato all'interno di un tubo, di un catalizzatore, ok, dove è riuscito a produrre un'immensa quantità di calore infondendo questo idrogeno riscaldato su dei sali, su della polvere di nickel, ok? E come trasmutazione alchemica ha ottenuto come derivazione del rame. Ecco, a che punto è questo esperimento, visto che mi sembra che sia stato anche patentato negli Stati Uniti d'America e adesso a marzo del 2016 dovrebbe addirittura essere implementato e collaudato un impianto da 1 megawatt elettrico di potenza? Allora, grazie per la domanda. Allora, sapevo che ci sarebbe stata, non sapevo se era la prima, ma sapevo che si sarebbe parlato di Rossi, Focardi, eccetera. Allora, io metto subito le mani avanti, primo perché è un terreno minato e secondo perché ho deciso di mettere in pausa la questione, perché fino a quando non si riuscirà ad avere davvero qualche cosa di verificato, che uno possa avere in casa, eccetera, mi sembra un argomento davvero molto pericoloso di cui continuare a discutere così. Cioè, parlare per parlare va... io credo che il discorso della trasmutazione sia evidente, cioè nessuno può dire, come anche in tutte le trasmutazioni di cui ho accennato prima, nessuno può dire non ci sono, sicuramente ci sono. Se ci sono c'è stata una fusione o una fissione nucleare e quindi di sicuro c'è stata una produzione di energia. Il problema della fusione fredda era, ma riesco a renderlo qualche cosa che si autoinnesca e va avanti per esempio per settimane o mesi? Allora, quello ancora non c'è la prova proprio evidente, ma temo che manchi pochissimo per arrivarci, perché non può non succedere che ci si riesca anche a trovare un modo per rifare in grande quello che fanno le nostre cellule in piccolo. Nelle cellule tutto questo avviene nei mitocondri e ci sono degli studi che fanno vedere come il mitocondrio praticamente si comporti come un piccolo acceleratore di particelle che riesce a fare queste trasmutazioni all'interno della singola cellula, queste trasmutazioni. Allora, visto che lo riescono a fare le nostre cellule, penso che sia solo una questione di tempo che poi anche a grandi livelli in maniera macroscopica si possa avere nel giardino fuori sotto casa. Quindi non voglio portare avanti la questione, anche perché ci sono persone molto più informate di me che la portano avanti. Daniele Passerini, per esempio, sul blog di 22 Passi, lui penso che sia il punto di riferimento in Italia. Tutto quello che viene pubblicato lì, anche grazie ad Andrea Rampado, amico di Tom Bosco, che lo conoscete benissimo, tutto il materiale più aggiornato lo trovate lì. Io sto aspettando alla finestra che finalmente ci sia anche quel settore che inizia a svilupparsi, perché manca veramente solo quello, cioè tutto il resto è già noto e stranoto. Le trasmutazioni nessuno può dire che non avvengono, magari uno può dire non si riesce ancora ad ottenere energia in maniera controllata e questo è verissimo. Speriamo che la prossima settimana, il prossimo mese ci sia finalmente, o il 2016 quando è, ormai penso che sia questione di poco, incrocio le dita. Sì, la mia domanda è molto semplice, no? Prima hai parlato di miso, però non è che costi proprio poco come costo, prima cosa. Poi mangiandone troppo bisogna bere anche tanto? Cioè gli yin e yang lì, sì. Rispondo in 3 parole. La quantità cambia la qualità. Cioè, tanto di una cosa buona fa male, poco di una cosa cattiva può fare bene. Allora, anche il miso bisogna trovare la giusta quantità. Allora, il giusto che... Sì, ma infatti ne basta pochissimo, proprio la punta di un cucchiaino, cosa saranno? Pochi grammi, cioè un vasetto che costa 6 euro può durare tranquillamente un mese, cioè per una persona singola sì davvero. Cioè magari una persona che deve proprio partire, deve iniziare, c'è bisogno di un po' di più, però quando uno poi è tranquillo, a regime, ma non è che lo deve portare avanti per tutta la vita, è una cosa che si fa per un paio d'anni magari, poi una volta ogni tanto.
Quei 6-7 euro sono secondo me molto più ben spesi che una scatola di medicinali o altre cose di questo tipo. In effetti però ha ragione anche lei. Sì, cioè se uno lo adopera in un mese sì, ma se lo adopera in una settimana, perché a volte succede anche questo. Poi riguardo a Wikipedia, no? Ti chiedono anche denaro, cioè ti chiedono offerte, no? Allora è il caso di risponderli, sì, nelle giuste misure, insomma. Non avranno mai i miei 2 euro di sicuro. Popolari di siti chiedono, pretendono anche, quindi basta dare anche la risposta. No, ma anche lì ci sono molte pagine che sono fatte bene, sono un'ottima fonte per fare delle ricerche. Basta che non si tocchino certi discorsi, allora lì ci sono sempre gli stessi moderatori, sempre gli stessi personaggi, sempre le stesse tecniche, sempre le stesse solfe. E quindi i miei 2 euro e 10 euro non li avranno di sicuro. Se volete dare i vostri. Come dico sempre io, Wikipedia la puoi usare se ti serve a sapere, non so, il numero atomico di un elemento, ma guai se chiedi qualcosa sulla Luna o chissà, la diatriba di Mazzucco con loro è ormai infinita. Qualcun altro? In una delle slide iniziali parlava delle centrali nucleari, no? Dell'uranio, che si può ridurre, diceva lei, no? Uranio e torio. Scusi, allora, non è una preoccupazione, non dovrebbe essere una preoccupazione le centrali nucleari, no? Se si riesce a fare questo. Perché non lo fanno? Allora, questi studi li hanno fatti all'Enea e i report sono stati pubblicati. Io ne avevo trovati, ce li ho ancora, poi sono spariti, ma ci sono anche dei prototipi di macchine che riescono a ottenere non solo più energia di quella che spendono per fare queste trasmutazioni, ma anche a ottenere del piombo a partire da dell'uranio o del torio. Il risultato è stato quello lì, non ho idea di che cosa se ne facciano, sinceramente. Però la possibilità scientifica c'è, tanto che la possibilità cioè di ottenerlo praticamente. Monti aveva aperto un impianto in Canada per fare lo smaltimento delle sostanze radioattive che ci sono nei filtri dell'industria petrolifera. Quindi era partito da qualche cosa di molto meno, un tasto molto meno dolente rispetto a quello dei scorie radioattive delle centrali nucleari. Eppure tra una cosa e l'altra l'hanno poi fatto chiudere e di fatto è finita anche quella questione. Però gli studi sono dell'Enea, quindi faccio fatica a credere che abbiano pubblicato delle sciocchezze e che i dati, se non sono 6 giorni, magari diventano 10 per un altro elemento, ma più o meno l'ordine di grandezza è quello. 6 giorni, 10 giorni per uranio e torio. Speriamo che qualcuno lo scopra e vada a aprire il laboratorio e prendere quelle macchinette lì. La tavola periodica che hai mostrato di quell'astrofisico mi dà l'idea che sia simile a quella di Corbucci, di Massimo Corbucci. Me lo confermi? Questa tavola ha di diverso rispetto alla tavola che conosciamo tutti, e questa è la sua unicità, ha di diverso che la base fondamentale di tutti gli elementi viene considerato il protone, oppure il neutrone, oppure il deuterio, oppure il trizio, oppure l'atomo di elio, praticamente i polineutroni, come li chiama anche Roberto Monti, perché ha visto che normalmente all'interno dei nuclei degli atomi ci possono essere dei neutroni che però quando si aprono i neutroni scappano e diventano protoni ed elettroni. C'è uno studio degli anni 30 di Don Carlo Borghi, che era uno scienziato italiano, un prete e uno scienziato italiano, che aveva dimostrato come fosse riuscito ad ottenere la sintesi di neutroni a partire da un plasma freddo di protone ed elettrone. Praticamente aveva visto come si riesce a ottenere il neutrone partendo dalla carica positiva e dalla carica negativa. Allora, Monti ha detto, questa cosa avviene normalmente anche negli atomi, solo che lui ritiene il neutrone uno stato particolare di questo protone ed elettrone, cioè dell'atomo di idrogeno. Ora, tutta la sua tavola periodica degli elementi è costruita come con i Lego, con i mattoncini da 1, da 2, da 3 fino ai mattoncini da 8 praticamente. E in questo modo ci sono vari modi per combinare gli elementi, per esempio per ottenere l'elemento 6 o l'elemento 8 o l'elemento 10, e però si ottengono a partire da blocchi più piccolini che sono sempre quelli lì. Allora la caratteristica della tavola periodica di Monti è che il modello dell'atomo è molto diverso, ci sono delle premesse diverse, non ne riesco a parlare in maniera sintetica, però è un po' fatto come se fosse con le costruzioni.
E vi consiglio in rete ci sono anche degli articoli su questo modello dell'atomo. Io nella mia tesi di laurea ci ho messo tutto il materiale che sono riuscito a trovare su tutte le 10-15 pubblicazioni che avevo pubblicato, che erano tutte sparse queste informazioni, quindi sulla tesi ce l'ho messo tutto. Però ci sono anche degli articoli che possono far capire in che cosa si differenzia dagli altri modelli, e se lei conosce il modello di Corbucci sicuramente riuscirà a trovare le differenze. Io mi spiace non riesco a rispondere a questo. Mi diceva il professor Monti che produceva la polvere nera per abbattere la carica radioattiva, ci riusciva in 3 giorni, lui diceva, e la produceva con un metodo alchemico, quindi rispettando delle stagioni. Sai che fine ha fatto questa polvere, o se la moglie ce l'ha ancora? Quindi se una persona avesse come dire, le capacità di seguire tutti i ragionamenti di chimica e di fisica avanzata che ha portato avanti, potrebbe, penso, ricavarsi le stesse cose. Però sinceramente non ho idea di che fine abbia fatto. Monti in ogni caso aveva preso tutte le informazioni da questi trattati di alchimia, per esempio il discorso delle stagioni. È buffo, però se uno fa la stessa procedura che hanno fatto per fare quella trasmutazione da mercurio ad oro in estate, per esempio, non succede nulla, si ottiene un bel nulla di fatto. Se lo fa in primavera invece succede la trasmutazione, se si fa in inverno non succede nulla. Lì è un discorso proprio, chissà, stagionale, un discorso di energia dell'aria, chi lo sa. Però sulla polvere davvero mi spiace non poter rispondere. La riflessione che volevo indurre, no? Che siamo comunque fermi in questo ambito sempre ad un concetto di materia, ok? Che al limite può essere visto come anche energia. Ma se volessimo, diciamo, andare oltre, e riprendendo lo studio di quello scienziato Yoshikawa, penso, quello giapponese che lei ha citato, no? E dovremmo andare praticamente sul campo quantico, cioè spingere, diciamo, la visione della materia allo stesso tempo come energia ma anche come informazione. Ecco, Monti le direbbe no, guardi, ha già sbagliato tutto, non c'è nessun dualismo onda-particella, direbbe Monti, nel senso che l'ha scritto abbondantemente. Perché, scusi? Perché non c'è nessun dualismo, c'è l'onda e c'è la particella, perché Monti ipotizza che ci sia questo mezzo in cui anche le onde elettromagnetiche si muovono, lui lo chiamava col nome tradizionale di etere. Allora diceva c'è la particella, tipo anche il fotone per esempio, ma c'è poi l'etere che come dire, reagisce a questa particella che si sposta, esattamente come se io tiro un sasso nel mare, ci sono delle onde. Allora, il discorso del dualismo onda-particella, un astrofisico con i controfiocchi come Monti direbbe assolutamente. Questo è uno dei motivi per cui alla fine dei suoi libri scriveva la fisica atomica è completamente da rifare, oppure tutto il 1900 i fisici hanno buttato via il loro tempo ricorrendo, insomma, cose più o meno fantasiose. Io non ho le competenze per poter giudicare. Ho provato a seguire un po' i suoi studi su come è smontato, per dire, la relatività di Einstein, su come ha invece costruito questo modello dell'atomo. Per quel poco che sono le mie capacità proprio logiche di seguire il ragionamento, mi sembrano estremamente ben argomentate ed estremamente logiche e soprattutto senza errori di calcolo. Cioè io posso andare a vedere quello che ha scritto sui suoi libri, però le dico già che se lei parla di fisica del 1900 con un personaggio come Monti, se lo potessimo avere qua, le direbbe, allora andiamo a vedere bene di che cosa stiamo parlando, perché probabilmente stiamo parlando di aria o aria fritta o poco più, perché anche il modello dell'atomo che propone Monti è un atomo rigido, in cui le particelle stanno ferme. Non ci sono delle cose che volano e non si sa neanche dove siano. È tutto un altro paio di maniche. Ci sono dei principi diversi da cui parte e quindi è arrivato a conclusioni molto diverse. Infatti per me il modello è una ventata proprio di aria pulita in una stanza con dell'aria chiusa e stantia da decenni. Poi non dico che sia il giusto e che non sia quello vero, però dico che senz'altro sarebbe da conoscere, perché apre nuovi spiragli e permette di fare ragionamenti diversi che non sono i soliti ragionamenti triti e ritriti che si sono portati avanti per decenni dal 1900 a oggi. Ma io non sono né un fisico né un chimico né niente, quindi non posso mettermi a discutere di cose che sono ben più grosse di me. Però insomma, seguire anche gli errori di calcolo, seguire i ragionamenti, questo si può fare anche con basi abbastanza, insomma, ridotte tutto sommato. E il discorso della
particella, onda, il discorso della relatività, il discorso, cioè ci sono tanti discorsi che può darsi che siano veri, ma può anche darsi di no. E ci sono le dimostrazioni, perlomeno dimostrazioni come si intende noi matematici e fisici e chimici occidentali, sono dimostrazioni piuttosto rigorose. 2 più 2 non fa 5, insomma. Secondo me dipende sempre dall'osservatore. Può darsi, però è meglio andare a leggere allora gli scritti di questi personaggi. A me è piaciuto moltissimo Monti perché ci sono capitato proprio seguendo la strada di Osawa, poi Kushi e tutti i suoi studenti, eccetera. Sicuramente ce ne sono anche delle altre strade, ma anche in quel libro di quel russo della tavola periodica che le dicevo, Bolotov, nel suo libro prima ci sono circa 60, 70, 80, 100 pagine di principi universali e dopo ci sono 300 pagine di formule, trasmutazioni, elementi, eccetera, ma prima si parte dai principi. Allora, se i principi non hanno delle solide fondamenta, dopo tutto quello che si costruisce su questi principi crolla e si scioglie come neve al sole. E quindi i principi su cui ha costruito il suo modello Monti mi sembrano pochi e solidi soprattutto. E quindi merita secondo me uno studio, perlomeno così, per aprire un po' l'orizzonte. Credo che ci sia molto di vero però. Non so se l'atomo è fermo o è con della roba che gira, ma in entrambi i casi insomma è meglio conoscere bene questi due modelli, perché può darsi che ci siano anche dei semplicissimi errori di calcolo alla base e quindi a volte si utilizzano delle idee molto complicate per spiegare cose che non ne hanno bisogno. Spero di aver risposto. So che è una risposta sconcertante, ma d'altra parte quello che ha scritto è quello lì. Io non scriverei nulla, non so nulla. Vi posso fare una domanda io? Cos'è che vi portate di utile e che da domani potete usare anche se andate a casa e non sentirete mai più parlare né di trasmutazione di atomi, di fisica quantistica, eccetera? C'è una sola cosa di utile che vi portate a casa? Perché per me sarebbe molto importante saperlo, davvero. Io credo una cosa, c'è un problemino, cioè il mondo sta andando a remengo, ecco, e molto velocemente. Molto velocemente. Allora, col massimo rispetto per tutti gli scienziati, sia di quelli classici, diciamo, violenti, perché questa è la parola più giusta secondo me, certo, e di quelli alternativi invece, cosiddetti che non sono affatto alternativi, ovviamente sono più depositari loro della scienza degli altri, però tutti stanno facendo il massimo per riuscire a salvare il mondo in tempo attraverso la scienza. C'è un piccolo problema, che chi è che distrugge il mondo? È l'uomo della strada, alla fine, perché è uno schiavo, perché non riesce a pensare con la sua testa, eccetera. Allora, queste persone che invece riescono a produrre queste cose meravigliose, va bene, con la loro testa, dovrebbero forse spendere del tempo anche per pigliare l'uomo della strada, perché altrimenti non arriveremo in tempo. Io non so se lei conosce Tom Hawken, che è quello che ha scritto La moltitudine inarrestabile. Io l'ho conosciuto a Bologna nel 2012 o 2013, in cui c'è stata la giornata della consapevolezza mondiale, che era stata proposta dal Club di Budapest, di cui fa parte anche Laszlo, Erwin Laszlo. Ecco. Lui c'era e a un certo punto ha detto: però guardate che se andiamo avanti così non ce la facciamo. L'ha detto a tutti perché c'era Federico Nitao Montecucco, che era poi il manager della situazione, che diceva: abbiamo raggiunto la massa critica, ce la faremo sicuramente. Lui diceva: guardate che non è mica vero, cioè la massa critica potremmo anche averla raggiunta. Però, voglio dire, non ce la facciamo in questo modo qui, perché il gradiente di peggioramento dello sfruttamento è troppo veloce. Ma chi ha in mano questa cosa? Sono le scelte che fa l'uomo della strada, perché l'uomo della strada che va in giro con che ne so io, con i SUV, quando potrebbe andare in giro a piedi, d'accordo? E tutte le altre cose, non parliamo poi dell'alimentazione, di cui immagino che saremo anche molto d'accordo su tante cose, ecco. Allora dico io, non sarebbe ora che veramente si cominciasse a porsi il problema di educare la gente? Perché non faremo in tempo altrimenti. Non sono fatto né per parlare di medicina, né di fisica, di chimica, perché non è il mio mestiere. Però visto che la gente che lo dovrebbe fare non lo fa, piuttosto che niente si fa qualche cosa come quella di domani. Cioè ci si piazza lì, si fa un po' di educazione.
Cioè proprio le basi, le fondamenta, mica tanto basi, in realtà basta poco per arrivare a livelli che anche un medico con 30 anni se li sogna, semplicemente perché ha preso l'altra strada. Allora, piuttosto che niente, pian pianino si comincia a partire da una medicina che non sia sintomatica, naturale o artificiale o industriale, è lo stesso, sono sempre sintomatiche. La medicina a cui punto io in questo momento della mia vita è una medicina educativa. Quindi anche senza conoscere niente di riso, miso, quello che c'è dentro, quello che fa, niente, una medicina che vada avanti con delle domande, con la riflessione, col conoscere proprio le fondamenta, ma poi sta al singolo prendersi la responsabilità di fare certe scelte. È una questione di educazione sia, come dire, alla responsabilità, sia al saper giudicare, vagliare le informazioni in maniera critica, sia a conoscere un minimo di base di quello che può servire. In realtà quello che usavo quando facevo i suoi corsi negli anni 30, lui ci impiegava 10 ore a spiegare tutto quello che lui diceva essere l'essenziale per poter vivere sano, felice e a lungo. 10 ore, insomma. 10 ore è una quantità ridicola, oggi si passano mesi magari a seguire dei corsi che non dicono niente. Allora, domani io volevo fare così, ho provato a fare un piccolo assaggio di quello che può essere così, un metodo che può imparare un bimbo di 3 anni, un metodo che può imparare anche un bimbo di prima media, e un metodo che può imparare un adulto o un anziano o tutti. C'è sempre un modo per prendersi carico della propria salute, anche se non si hanno soldi, se non si ha tempo, cioè c'è sempre un modo, e il modo però lo si trova poi da soli, basta abituarsi a riflettere e a prendersi soprattutto carico di quello che si fa. Grazie per la domanda, perché veramente si parte dall'educazione e qua sapere le cose non serve a niente, bisogna poi farle. Io mi porto a casa volentieri questo recupero nel credere che il corpo umano ha una grossa capacità di autoguarigione e di recupero dei suoi malanni. La malattia deriva da qualche disarmonia che creiamo, ma possiamo recuperarla e uscire da quella negatività che attualmente nella medicina, chiamiamola tradizionale, dove invece non c'è speranza di recupero. Quindi l'epigenetica piuttosto che la trasformazione degli atomi da un atomo a un altro. Se quello può avvenire, molte altre cose possono avvenire in noi e dobbiamo crederci e fare. Io mi porto a casa questo e grazie. Grazie a lei, grazie a lei.